Buonasera. Buonasera, voglio. C'è nessuno? Buonasera a tutti amici da Napoliello 87, ci siamo? Ci siamo? Siamo carichi? Scritto modificarlo. Ma davvero? Semifinale. Coppa Italia. C'è nessuno? Ancora no. 0-0. Napoli. Atalanta 0-0. Buonasera a chiunque sia arrivato. Ciao Angela, buonasera. No, sono commenti vecchi questi, tesoro. Buonasera, Buonasera. Carlo Zuc. Buonasera Carlo. Cesare, speriamo in un pareggio, forza te, ciao Napoli. Ciao Cesare. E Andrea, buonasera. Ciao Andrea, buonasera, forza Napoli. Buonasera. Voglio l'impresa, speriamo. Forza, ci servirebbe proprio. Dopo il periodino che stiamo passando. Ci servirebbe proprio. Pronostici, è l'ora dei pronostici, signori. Come finisce secondo voi? Come finisce? Come finisce? Come da finire secondo me? A Napoli giochiamo. Io penso che un gol ce lo fanno, sicché 2-1, 3-1 per noi. Sì, è probabile che prendiamo un gol. Buonasera. Andrea Stefanelli, pronostici non si fanno. Ma come non si fanno? Si fanno, si pronostici. Mi serve un 2-3-1, vai. Poi... Francesco, buonasera. Ciao Francesco, buonasera. 3-1, speriamo. Forza, siamo positivi. Carlo dice fiumi di birra non c'è. Giada. Arriverà, tra poco a venire. Tra poco viene Carlo, tra poco viene. Buonasera Raffaele. Forza raga. Fammi condividere la live un attimo. Vediamo che più siamo più ci divertiamo. Ecco Rino, buonasera. Ciao Rino, buonasera, grande Rino. Speriamo di essere almeno aggressivi, speriamo sì. Rino, buonasera Francesco e Sara. Ciao Rino. Buonasera Rosario. Navigo buona. Navigo buona, speriamo. Il re del Maradona, buonasera. Vuole entrare in live? No, stasera ragazzi non si prendono ospiti. Non stasera. Forza Napoles, sempre forza Napoles, Rino. Vediamo, condividiamo. Napoliello condivide. Si mi è asciuto pazzo, mamma vince. Mamma mia. Sì, ce ne sarebbe proprio bisogno, almeno la Coppa Italia, ormai è l'unica cosa che resta. Tutti gli anni sta diventando sempre così, però inizia a essere un po' triste, Inizia a essere un po' triste. Non lo faceva. Allora, Re del Maradona dice stasera vinciamo 3-0. Ragazzi, siamo in live per Napoli-Atalanta, veniteci. Buonanotte, suonatura. Questo fa buonanotte, le stories così. Ragazzi, siamo in live per la partita Napoli-Atalanta, semifinale di Coppa Italia, venite a seguirci sul canale di Napoliello, ma aspettiamo, io e forza Napoli. Sì, se no che partiamo. Noi facciamo le stream così, le condivisioni così al volo. Mamma. Francia, qui siamo avanti. Vuoi la rete? Ma non si può vedere la rete, come faccio? No, è un po' un casino.
È una maglia targettizzata. Ci tu pazzo, mamma. Chi gioca stasera? Sappiamo già le formazioni? Abbiamo già le formazioni No, ufficiali? ancora no, sto sempre condividendo. Sì, Condividendo. Io ci voglio credere, tu condividendo. Condividendo. Moi condiviso però, Sai, Mara, guardami le informazioni! Forza, e lavorare. schiattamma a capo. Ecco. E schiattamma a capo. Hashtag e schiattamma a capo. Ottimo. Questo se riguarda le stories, cioè proprio vabbè. Silenzio. Sul canale di Napoliello, ma aspettiamo, voglio e forza Napoli Est. Sì, a dove si deve che partiamo. Dai, forza. No. Aspetta, Questo è un lavoro complicato, signori. Voi non potete saperlo, ma è un lavoro complicato. stai dicendo, Condividere, mandare a tutti, dire a tutti quanti, uè, siamo in live. Fammi andare. Intanto frate. i giocatori stanno entrando in campo. E quando classe noi salutiamo. Aspetta un attimo. Tu aspettate a me che faccio dire la formazione. No? Qui abbiamo i coristi in chat. Chi è? Qualisti? Ah. Maroon, mamma. Allora, alle 23 ragazzi sono ospite sul canale di Tre Amici e un Pallone, come si chiama là? Tre uomini e un Tre pallone. uomini e un pallone, sì. Sono in live lì con grazie a Prince che sono ospite suo. Vi invito ad andare a vedere la live, a seguirci alle 11 a dopo la seguirmi, partita. perché ci vuole il supporto di napoletani, capito? E c'è un altro napoletano come me, Shelboom, uno grosso, voi di sicuro lo conoscete. Rino chiede, si dice che il Napoli si schiera col 3-4-3, che ne pensi? Il Napoli 3-4-3. Ah, con 3 difensori addirittura. Ma che- infatti ora fa vedere la formazione, ti mando a vedere. Ecco, quando ha finito di condividere la live con tutti comunque... Ecco. Sì, stavo mandando la story su Instagram, Rino. Ti ho detto, noi facciamo tutto live, noi tutto in diretta, senza filtri. Siamo proprio così come siamo. Buonanotte a tutti. Vai! Posso che... Vai! E schiattamaga! Formazioni! Formazioni! Mo la Non so se l'hanno già data mentre tu facevi il deficiente. ma perché tu non mi stai scongegnando! Riportaci! Ma tu stiamo un Napoli, non vedi cambietta. Ti nuovo Terzolandia. Ecco, guarda il Trecciolandio. Vai con i bagli schiattamaga! Gasperini ti schiatta... vabbè. Rosario dice un saluto dalla grigia Comunque sarà Milano, una il bellissima colore del partita. cielo è grigio, l'unica cosa azzurra è che a Milano siamo noi. Sarà una bellissima partita perché comunque andiamo a affrontare una delle squadre che gioca il miglior calcio, se non il migliore, perché l'Atalanta gioca il miglior calcio in Serie A, ragazzi. Adesso obiettivi, che non è una partita facilissima per noi, anzi. Non me la vado a Però, cercare io le formazioni. Ah, bravo, trovo la formazione. Ma va subito così, poi... Ma mo si è deciso, quando lo stavo facendo si è deciso, ovviamente! Perché tu fai casino, fai. E Carlo continua a fare i cori! Noi facciamo i cori solo se il Napoli fa gol, però. Che stai dicendo? State zitto tu che non stai a leggere le chat, ci sto a pensare io. Zitto. Rino dice, in realtà è uno schieramento iperdifensivo, diciamo che la difesa è a 5. Ah, mi stanno facendo vedere in TV le formazioni! Ecco, mamma, questo... l'Atalanta gioca con Gollini, Toloi, Romero, Jim City in difesa, Melè, Derun, Freuler, Gosens a centrocampo, Pessina dietro le punte, Muriel e Zapata. Praticamente l'Atalanta gioca con il 3-4-1-2, la formazione che praticamente ha giocato sempre il Napoli. Ora il Napoli, però il Napoli già ha fatto Sì, prima. perché tu sei scontaggio. Io sono la Vuoi fare così? Io. Allora il Napoli gioca con il 3-4-3, sì, aveva ragione Rino inizialmente, con Ospina in porta, in difesa Manolas, Maksimovic, Koulibaly,
A centrocampo abbiamo Di Lorenzo sulla fascia, con Isai sull'altra fascia che fanno i centrocampisti laterali e Dem e Bakayoko centrali. Invece il tridente d'attacco è Politano, Insigne esterni e Lozano prima punta. Yes. Allora, King, buonasera. Forza Napoli, stasera fatelo piangere. Ciao Gasperini. King, buonasera, speram. Ciao Cartal, buonasera. Uè, Ciucciare, ho preso Van Damme al Fanta, spero che fa bene. Van Damme, Dem. Van Damme, Van Damme. Jimmy Damme. È iniziata la partita da 17 secondi. Nel frattempo, palla al Napoli, palleggiamo in difesa, palla a Ospina e vediamo, ripartiamo. Forza ragazzi, forza! Dai, su, ci mangiamo, schiattiamo a capo. C'è magna. Schiattiamo a capo, voglio, schiattiamo tutto cosa la fascia, poi. Il re del Maradona dice Napoli in vantaggio subito, speriamo. A parte che sa, non è che abbiamo una buona storia quando andiamo in vantaggio subito, però vabbè, lasciamo perdere. Vai! No. Ecco appunto. Che cosa appunto? La Appena mossa laterale, non stiamo a fare niente, stiamo sempre alla ma è cominciato nuovo la partita, ma sei buono. Guarda, sto attaccando, guarda. I mortacci noi. Ma è un minuto, è cominciata nuova la partita, nemmeno hai fatto appicciare la televisione. Ma Koulibaly è nostra, vattene a Fanucci. Ecco, Ospina. Intanto siamo stati sempre in zona d'attacco per l'Atalanta. Schieramento a Lorenzo Canà 5-5-5 6-5-5. Carlo, la bizzona. Dimmi Dem. Va Insigne, bello la pallone, eccolo Van Dem, Di Lorenzo. Niente, Appunto. palla recuperata dall'Atalanta. Attenzione che questi hanno i giocatori veloci. Maximovic, meno male non c'è Bobotta, Lobotka, Gigi la botta, Capebombo, come chiami? Capebomba. Io chiamo Capebomba. Tu sai chi le comora? Capebomba? Sì, un po' si assomiglia effettivamente. Un pochino. Cosa chi è che lo chiamo? Un po' di Scello chiamo. Buonasera Sergio e già da arriverà prima o poi. Ciao Sergio, buonasera. Comunque attenzione che questi sono una squadra in ripartenza, sono pericolosi. Lozano, Di Lorenzo, c'è il Demme. Comunque con Demme a centrocampo il Napoli secondo me dà più sicurezza nella doppia fase, capito? Gioca meglio, più compatto. Quando c'è Dem, quando Bakayoko che dici ma fa guarda qua. Ha recuperato il pallone! Oh mio Dio, era miracolo! Bakayoko ha recuperato un pallone. Ma voglio vedere fino al secondo tempo, voglio vedere. Perché lo recuperano il pallone già è stanco, è surato. Politano, Di Lorenzo. Sergio dice dal tifoso della Fiorentina forza Napoli. Grazie Sergio, sempre forza Napoli. Vai Politano, vai, mettila no, è che Clarish. Comunque la vodka pare ubriaco quando giochi, infatti ma ve lo dico sempre, è spaesato. Ma vai! No, niente. È nostra, rimessa laterale in fase offensiva per il Napoli. Vediamo. Vai. Rimessa corta. Vai Lozano, Ciuchi. Bello il pallone per Isai. Isai nemmeno un grosso a zecca. Madonna, gli è rimbalzato, guarda. Isai, ti hanno crossato un faccio. Vai, Dem era un bucazzo. Hai visto come era un bucazzo? Guarda là. Sì. Dem era un bucaccio. Dem, ma ci sei in live? No, non c'è Dem. Sono offesa per questa cosa. Dem è un pescato. Carlo dice chiamo bella che ci schiattiamo la capo. Schiattiamo la capo per la prima Ucraina. Allora Sergio dice come stanno giocando? Per ora insomma siamo al
4 minuti e mezzo, Niente niente, sì. L'Atalanta, noi proviamo a aggredire. praticamente. Adesso la proviamo i primi 2 minuti. Sì, quando c'ha palla l'Atalanta noi li aggrediamo alti. Vedo meno che male. Napoli pressa, sì. Voglio vedere fino a quando riusciamo a pressare, quello che mi preoccupa a me, capito? Perché nei secondi tempi il Napoli fa sempre così, nel secondo tempo scompare. Crolla. Ho detto, ma che io come mi ho meravigliato che ha levato un pallone. Subito appena cominciata la Un partita. miracolo. Guarda tempo. Un po' cazzo a tutti quanti. Mm. Punizione, fa fallo, però un po' cazzo tempo, non ti fa respirare. Madonna. Speriamo non venga ammonito. L'unica cosa è quello, perché Rischia. ultimamente, sì, l'ultima un braccetta! Questo gli ha fatto anche i psicoti così. Vai, ma che è? Non fa grossa Muriel, io tengo paura di Muriel, sai? Perché chi se parla al piede se ne va fa paura. Muriel è forte. Ma Koulibaly gli ha fatto pure toccare un gol, mi sa, il nostro, No, angolo per Vabbè. l'Atalanta. Di Lorenzo allontana, ma la palla la riprende sempre l'Atalanta, la ributti in avanti, che la piglia il Ciuchi, E la indietro ripassa per allo Ospina. Spino. Ospina lancio lungo a metà campo, però ha anticipato Politano, Zapata, poi palla per il Napoli, Di Lorenzo, Vediamo, forza. indietro Forza, per figlio. Manolas, Maximovic, speriamo Maximovic fa bene oggi, speriamo. Giocano praticamente i tre difensori Manolas, Maximovic, Koulibaly. Ha cambiato il modulo proprio, 3-4-3 il Napoli. Cioè, E mo vediamo. vediamo se questo modulo funziona. Che fa Ospina? Buonasera Massimo, che ti saluta. Buonasera Massimo, ciao, forza Napoli sempre. Grande Massimo. Carlo Vai Politano, vai a pizzo la turbino, frate. Di Lorenzo. Ehi, buonanotte. Di Lorenzo, tu c'hai il numero 22. Non si nemmeno una pera te lavezzi. Te un numero di lavezzi, non è nemmeno una pera te lavezzi. Signore. Una loffa. Signore. Che è un? Non l'hai visto perché hai preso a fare il deficiente. Tiro, guarda. Ribalto, pure Tiro chi è in e parata. A Gollino, bella parata. Nell'angolino, Gollini ha fatto una bella parata perché Gollini aveva tirato da fuori area Gollini un bel destro che stava andando nell'angolino. Gollini deve fare il Gollino. Che è Luco? Se Luco siete morto, che è? È la risata triste alle tue battute tristi. Basta, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Napoli. Vai. Vai insignia. Vai. È la nostra, è la nostra, Cocò, è la nostra. Pure Cocò, ci metti di mezzo. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli. Sono combatto, ma forza i Piangina Bergamaschi a casa. Forza Napoli. Ti eri perso un pezzo. Forza Napoli, no, Grande. aspetta, Forza Sì, Napoli. ma te non l'avevi letto. Vabbè, io lo leggo dopo. Massimo. Comunque, se non la vince il mio Napoli la Coppa Italia, la deve vincere l'Atalanta. L'Atalanta. Basta. Che sei male, Un che ti pochino. piglia la capa? Dai, forza Napoli. Il virus che ti piglia la capa. Che è? Che sta a fa? Non la saccio nemmeno io. Oh, Madonna. Intanto rimessa laterale per l'Atalanta. Cosa? Per l'Atalanta. La spremuta d'arancia, vedi? Amore! Ma che è? Madonna. Ma lo sai che la maggiore una playa più bella del mondo? Stavo pure Gesù Cristo in cielo, tipo per un'aula. Vai, bagaglio, sei quello buono, Demme. Guarda che lancio, vai, io ti amo, Demme, io ti amo. Io mi innamoro di te, la lascia che sta qua, moglie. Amore, io mi sposo a Demme. Non ce l'hai manco in chat. E poi gli dico, dimmi Demme. E non ce l'hai manco in chat stasera, Demme. Koulibaly chi è che sta? Froile. Demme ci ha tradito. Ci ha abbandonato. Vai, Zappa, tu piglia bagaglio, fallo.
Ma che cazzo, ma si braccia, mettati il chilo servizi. Da mettere là, tu e corre, pressare e gli ha scivolato, ma anticipando l'uomo, non da Ascolta, il suo dietro. lavoro l'ha già fatto, ha già sta recuperato un pallone, ha già fatto anche troppo. Ale, Vesuvio. No, noi si canta i cori solo se si segna, non si cantano i cori. Perché Vesuvio è la terra che chiamiamo, dell'eruzione ce ne freghiamo. Rosario dice lo Zano centrale non si può vedere, commenta. Lo Zano centrale, prima punta, sì, sono d'accordo. Cioè, con tutto che lui lo metti dove lo metti, si impegna sempre lo Zano, cerca di fare sempre il meglio di sé. Però no, abbiamo 3 punte, che fai? Abbiamo 3 attaccanti, c'hai Petagna, c'hai Osimhen, Mertens, vabbè, ora non c'è, è tornato in Belgio per sfortuna sua e tutto cose. Però c'hai Osimhen e Petagna in banchina, che c'hai 2 punti, che fai? Mette a Lozano primo punto. Intanto punizione pericolosa dell'Atalanta, che Ospina la butta fuori con la manona, la fa andare alto sopra la traversa. E comunque, capito, c'hai 2 punti proprio di peso, e che fai? Mette a Lozano primo punto. Queste cose qui non c'è. Vero. Perché quando Lozano dà il meglio di sé lo dà sulla fascia. Quanti gol l'ha fatto fino a mo' sulla fascia? Sergio Veran, Muriel è tanta roba, io lo amo come giocatore, è fortissimo. Muriel è fortissimo, già dai tempi dell'Udinese, poi alla Sampdoria, è un giocatore pazzesco, eppure fa panchina all'Atalanta, Chiede Rino, ma Osimhen è in panchina? Penso, ora guarda la formazione un attimo, ma penso di sì, era in panchina. Sì, non dovrebbe essersi rinfortunato, robe del genere, quindi... Aspetta, ora guarda un attimo. Gesù! Aiutami tu. Allora, Caldara che ce ne porta? La Caldaia sta qua. Sì, c'è in banchina Osimhen e pure Petagna, tutte e due. C'è pure la vodka, botta in banchina. No! Guarda quella partita. Potevo attraverso l'acqua. Io devo andare in bagno un attimo, E ti pareva? Vedi, lui non morì a quel bagno. Per ora, raga, un po' vanno loro, un po' andiamo noi. Un'azione pericolosa per noi con Insigne, un'azione pericolosa per loro con Muriel, tutte e 2 buone parate dei portieri. Però per ora niente di eccezionale. Niente di eccezionale. Adesso dovrebbe esserci un'altra rimessa da fondo per noi. Siamo al 12° minuto. Palla d'Ospina. Ce la puoi fare? Vediamo se riniziamo. E vediamo un po'. Ci servirebbe proprio questa finale per risollevare un pochetto gli animi. Rosario dice regalo set di valigie Samsonite. Gattuso ti interessano? Te le regalo. Sì, c'avevi un patocchietto. Non è sporca. No amore, vieni, la tua preziosissima maglia non è sporca, vieni. Voglio Napoli all'80 Non si vede, ce la puoi fare. Non si vede niente, ma che cazzo! Vai! Li sai! Attacco. Forza. Attacco, levare la morsa in capo, bagaglio. Bella, Lozano. Non è un cross, è un passaggio. Vabbè. Passaggio filtrante, cosa sono quelli che mettono a me? Già parlo. Pensavo fosse Questo è ma vabbè. Chi è fissato? Freuler, mo fa bene pure a me. Sergio dice Napoli sta andando bene. Io avevo accorto a chi era? Toloi, si è incapputtato Toloi, meno male. Sergio dice Napoli sta andando bene. Abbastanza. Sì, stiamo giocando abbastanza bene. E Rina dice che c'era fallo sullo Zano, secondo lui. Sullo zaino, sì, si spara tutto zaino. Che tristezza. Si è spaccato zaino. Che tristezza, amore. Ma non è vero. Dimmi da me. Sì, c'era fallo, sì. Vabbè. Proprio fuori dall'aria. Però non c'è... Ammazza la mano. C'era. Te stai scemo. Vai, bella di Lorenzo di prima, però non quelli dell'Atalanta, capito? Capisci che tu c'hai la maglia azzurra, non ce l'hai bianca.
Chi è che è stato? Non metti i numeri dell'Atalanta, la formazione dell'Atalanta, così almeno so i numeri dei giocatori, chissà, perché mi imbroglio. Allora ti imbrogli pure tu. Perché non si vedono cazzo, sono minuscoli. Quelli del Napoli conosco a memoria. Vedi? Maximovic. Dem, Insigne. Guarda Insigne, ma no, non lo fa come il Papu Gomez. Bakayoko. Koulibaly. Comunque l'Atalanta senza il Papu ha perso un po', a centrocampo, Anche me. secondo me. Beh, Gomez era un gran giocatore. Cioè è un gran giocatore, però... Giocatore di qualità enorme. L'Atalanta ha perso parecchio. Non parecchio, perché comunque nelle ultime partite ha anche vinto, però non mi ha convinto tanto, cioè come prima. Cioè, Gomez dava più qualità, secondo me. Esatto. Intanto grazie a Sergio che si è iscritto con attivando la campanella e lasciando like. Grazie Sergio, grazie mille, grazie mille. Accorto, cross in mezzo, Zapata, scambio con... bella Bakayoko, questo è giocando buono oggi. Miracolo. Che so io. Forse nel 3-4-3 gioca bene Bakayoko, abbiamo trovato la formazione per Bakayoko. Perché capito, il centrocampo a 4 mi sa gioca bene. No, è perché ci so io. Veramente. Ragazzi, condividete anche la live, se ne siamo a 3 persone, sì. Sì, siamo un po' pochini. Vai giù, magari. Siamo di famiglia. Non mi rogare, non voglio che si mi è uscito pazzo. Ma perché, scusa, non me l'ha condiviso cosa? Penso però di sì. L'ha condiviso, però... Arriveranno. Arriverà a Natale senza nuvole. Vai Bakayoko, guarda tu. Guarda Bakayoko stasera. Tu sai. Perché c'è vai, io. Dai. Insigne. Mamma mia, Insigne. Vai, mamma mia. Ma faceva quello là. Era perfetto. Ma ha fatto due slalom. Giocatori, due slalom, sì, ai difensori dell'Atalanta e poi. Mancava solo che la piazzava. Vedi, Bakayoko sta recuperando già il terzo pallone che recupera. Sta giocando bene Bakayoko, mi sto meravigliando. Cacao meravigliato Bakayoko. Cacao meravigliato. Che tristezza. Perché? Cacao meravigliato. Che tristezza. Io me la magna lo carciofalo. Il carciofalo. Io me la magna. Ah mamma. Baca oggi meglio, hai ragione, infatti sta giocando bene Bakayoko. Può darsi che con il 3-4-3 avendo anche il centrocampista come Dem vicino e poi due centrocampisti laterali si aiuta di più, ce l'ha più vicini e gioca anche meglio, è più combatto pure lì, capito? Lo avvantaggia sta cosa a Bakayoko, anche in base difensiva. Se ti faceva sto gol ce ne dovevamo solo andare. Sì, Insigne se faceva il suo gol, ma però Carlo spaccavo il computer. Cioè magna! Yes, vai, schiattando la capa, poi tanto un cranio. Appunto. Mi fa casino, lo vedi? Sercia freddo. Sfatto un po' così. Ecco qua rosicchia il cartone. Comunque non mi ha fatto È vero. quando si va a prendere pausa caffè si fa, Pausa caffè. Sì, dopo va a fare un po' di pausa, si mette Perché tu 30 secondi ti bevi caffè. Io faccio veloce! Ma te stasera sei un po' psicotico, te lo Vai, Dem! Mamma mia, Dem, ti amo! appunto. Dem! Cocò, che stai combinando? Cocò, ti taglia la capo. Io non so la ride di te che fa le deficientate. Io non dico come finisce la partita perché non voglio gufare. Non dici niente allora. Ancora chi? Vai Maximovic. Maximovic, che buono se no venga a Napoli da buffe pacche. Ma è appunto si è impicciato lui il pallone mentre mi hai detto così. Ma è stato a sentire. Guarda Insigne è giornata oggi. Bene. Punizione, gamba tesa. Ammonito infatti, chi era? Toloi? No, Freuler. No, prima Freuler, poi Toloi, sì. Ma chi ha ammonito? Non saprei. Non nessuno. Nessuno? No. Per ora non ci sono ammoniti a nessuna parte.
No. Ma No, dopo no. 20 minuti di partita, per ora. Per ora no. 0-0 non munito. Siamo Comunque- già al 20esimo, Comunque signori. stiamo giocando un po' meglio noi che l'Atalanta. Bah, Non bisogna- sarà. A me non pare, mi pare che più o meno stiamo là. Sì, è una partita molto Ma perché bloccata. stai a vedere le statistiche? No, è una partita molto bloccata, sì, più o meno siamo lì. Possesso palla più noi, però è bloccato. Forza È una partita Napoli. molto bloccata fra i due centrocampi. Non è che si sia fatto che è occasioni da gol. Un tiro di Insigne è angolato, vabbè. È uno da parte loro di Muriel che Ospina l'ha buttato sulla porta. Capito? Rosario dice caccia sto limone. Era Gosens. E che per Rino Cosens andava ammonito. Ah, sì, perché era a gamba tesa quello. Caccia sto limone. Bello un zucchero sguacchiato, scrapolo. Sì. Vai Lorenzo! Vai Lorenzo! No, vabbè, cioè. Vai Paolina! Non si può fare così. Vai! Schiatta la capo, vai! Dai! Grossa là, schiatta la capo! Vai Bagaglio! Ma che bagaglio? Vai Polità, no, chi è? Demme, sempre Demme. Però torna indietro, Bagaglio, torna pure tu. I chi dei mollici. Bello, rallo noi, Polità pure tu, boffli pa. Derby, buonasera, finale Inter-Napoli con un altro morto a Roma. Come un altro? No, voglio magari. No, che no. Dai, no. Ah, Adesso sta pressando l'Atalanta. no, brutta questa, brutta. Mamma mia, Spina che Che salvataggio. uscita! Mamma mia. Grande Spina. Ha fatto un salvataggio Spina su un Pessina, mamma mia. E poi sul rimpallo, Sì. su un paio di rimpalli era fuori dalla porta. Sì, era ma quello più posizionato per per queste, l'Atalanta. io l'avevo visto brutto come ha tagliato, Maximovic a dormire là, chi era? Fammi vedere tutto. Guarda lì in ritardo, Maximovic in ritardo, sì. Si è fatto sul passaggio filtrante si è fatto bruciare Maximovic. Uno spina un attimo uscita, sì. Mamma mia, come ci siamo fatti imbucare, oh, mamma mia. Meno male Ospina ha anticipato il tiro dell'attaccante. Meno male. Che hai fatto, Amo? Niente. Che ho fatto? La melanzana? Sì. La parmigiana? parmigiana. Ma state zitto, vai. Toloi, chi è che stato? Freuler? La metto in numero qua. Formazione. Dici un po' le statistiche. Sto dicendo i numeri. 17 La yes. tombola. Io voglio... non è mai la pruda! Ma madonna, questo si sta Allora. con l'applicazione. Mele è il numero 3, da 1, 15, me ne separeremo. Ma tombola, te l'ho detto la tombola, stiamo a giocare. Maximovic, mi fai cagare tutti, i mortacci tua. Abbiamo provato 28 milioni, abbiamo provato. Questa mania, guarda. Ci può. Ma stai zitto. Zitto, stai. Madonna. L'Atalanta pressa, ancora in attacco. Zaba. Gosens. Jim City. Noi siamo belli coperti adesso. Romero e Giulietto. Toloi avanza. Bagaglio quella deve, però non basta. Pessina anticipato. Bene, sai. Vai Lozano con la velocità. Però è da solo. Insigne. Ecco appunto. Il Napoli si ricombatte. Demme. Bravo Demme. Isai. Indietro per Koulibaly. Koulibaly per Demme. Demme per Yusai. Sai per Demme. Demme indietro per Maximovic. Buonanotte. Appunto. Maximovic, da Ospina addirittura. Andiamo dal portiere un'altra volta, apposta e andare in avanti e andiamo indietro, capito? Maximovic, cacciati i coglioni, voglio. Stiamo rompendo. Guarda chi là, guarda, pallone. Vai Demme, ma perché? Ma c'è quello libero, perché dai Ospina? Fallo. Fallo di Romero su Lozano, perché Lozano stava andando in velocità.
Ciro, uno di noi, De Santis infame. Ah, quello che è morto perché ha ammazzato Ciro. Forza, raga, forza. A Napoli Rino li vede sul pezzo. segna per lui, gonfia la rete, segna per lui. E Rino dice sempre, vedo che giochiamo molto Sì. su rifarci in avanti. Demme. Sì, ma io stavo a leggere cose. Allora, vedo che giochiamo molto sui rilanci in avanti. Sì, giochiamo sempre su Demme, infatti, se ci fai caso. Pallone a Demme e Demme cerca di lanciare gli attaccanti a Lozano. Non è la prima volta, anche con il Verona abbiamo fatto una giocata del genere dove Demme ha mandato in porta a Lozano. Anche a Elmas, cioè non è la prima volta che fa così Demme. Andiamo su quello che gestisce il centrocampo praticamente e che ha più visione di gioco Demme. Che Bakayoko praticamente è quell'altro che deve recuperare i palloni, deve cercare di fare muro avanti alla difesa, aiuta la difesa perché è grosso, no? E Demme invece gestisce i palloni a destra e a sinistra, fa i lanci lunghi e tutto. Fa il lavoro sporco, anche lui dà una mano a fare il lavoro sporco. Soprattutto perché Bakayoko. Bakayoko. Vabbè. Dice un po' come ha fatto la Lazio domenica. Esatto, guarda. Cross Maksimovic, vai, cross per me. Dai ragazzi, forza Lozano, ragazzi. vai Ciuchi, che sia un mostro mezzo. Vai Insigne, oh, mamma mia, ancora fuori. Ma Bakayoko, ma che fa? Mamma mia. No, Bakayoko Ha possibile. dormito là, ma che cazzo ha fatto? Aspetta che capiamo perché dell'Atalanta. Sta tornando alle vecchie abitudini. Io non sapevo la pigliare, invece se la stavo guardando. No. Niente. Forza. Romero in avanti. Si appoggiano a Zapata però Manolas gliela ruba, bene Manolas. Koulibaly. A centrocampo, avanza fino al centrocampo, Insigne cross in mezzo per il taglio di Lozano. Vabbè, copertura alla difesa dell'Atalanta. Politano prende palla però. La passa ancora per Insigne gestisce da Bakayoko per Di Lorenzo ancora per Bakayoko, poi Demme, Bakayoko, Stiamo tornando indietro però al posto che andava. Maksimovic Forza. da Demme, Un po' bloccatini, Demme. al centrocampo. Sì, ora si sono alzate, la linea dell'Atalanta si è alzata, guarda, sono 5 giocatori alti. Maksimovic prova il lancio per Insigne sbaglia tutto per Politano preso in controtempo, Zapata, palla per l'Atalanta va veloce 1-2, attenzione che siamo un po' scoperti, poi il Napoli ritorna tutto dietro. Di Lorenzo per Ospina, ancora da Di Lorenzo, vai Politano, vai Politano, vai per lui. Forza, via, chiuso. Bello, Sempre calcio cambio per di i lato. sai, non ci arriva. C'è arrivato il difensore dell'Atalanta, anche più veloce. Bene, bravo in copertura, chi è? Koulibaly, ancora una volta. Koulibaly, vai d'attacco! Koulibaly si fonda verso Pulizio. No, Appunto ci ha provato Koulibaly. l'Atalanta recupera pallone, riparte, pallone su Zapata che protegge palla, allarga il gioco, quando meno, ma c'è Koulibaly con un bucazzo, poi c'è sta ancora l'Atalanta. C'era Rino, ma io non capisco Calidou, a dove rompe la linea difensiva. Lozano, anche Lozano, bravo Lozano, poi si aggredi. Sciattambaga! È ripartito. Ma chi è che sta? Toloi, Muriel, attenzione a Muriel, non mi viene venire. Toloi. Madonna, meno male, l'ho vista dentro, poi giù. Oddio, sì. L'ho vista dentro. Ma questo è il secondo buco che facciamo, guarda là. Guarda la scambio, Sì. guarda Maksimovic e vuoti che è buono. Maksimovic ti sciatta la capa, ti sciattiglia la capa, tanto che sciatta la capa. Oh, ciao Candy. 28 milioni, sto porto acceso, non sapevo nemmeno come si è fatto un buco, mamma mia. Mamma mia, non si può vedere. Ma perché non facciamo giocare a Rachmani? Abbiamo Rachmani nemmeno, vedi, abbiamo Mai girato giocato. Rachmani
ha preso Rachmani dal Verona, ma aspetta. 10 milioni, ancora non l'ha fatto giocare, l'ha fatto giocare una partita, difensore, dal Verona, Boh. che ha fatto la stagione del Verona, lui è cosa? Sì, lo so che andavano benissimo. Io non lo so perché non si fa sempre così, compriamo i giocatori buoni e poi non si fanno giocare. esatto. Perché fece un errore, no? Ma capita che fece un retropassaggio. Ma vedete, capita. Ma se te non giochi mai, sei fuori forma e cosa, cioè ti può succedere all'inizio un errore così, ma deve avere fiducia il ragazzo, sennò quando... Ti saluta Candy. Cioè, Ciao Candy. Ciao Candy. Ciao Candy, sei su Candy Camera. Che tristezza. Cioè, non si posa a fare battute tristi così. Un'avola è forte, è schiattata magata. No, ma è schiattata parecchia, è diverso. Comunque deve aver tirato cosino lì, non mi viene. Un'avola è forte, è schiattata magata. No. Chi è questo? Guarda, aiuto. Ok. Vai Bagaglio Coco. Vai. Lo sai dice. Vai Lozano, zitti, chi sei tu? Vai Lozano, magnatino. Vai Lozano, tira. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Rosario dice, ma Ximovic è lento come rimborsi. Chi è? Come rimborsi. Chi è? Creepy, il signore, crepa il signore, chi è? Madonna. Buonasera. Ragazzi, buonasera, crepa il signore. Madonna. C'è scritto crepa il signore. Sì, va bene. Rina dice giochiamo per un centrocampo che non sa costruire. Sì, lo saltiamo a più pari, vero? Meno male che c'è Lozano. Sì, però se Lozano si fa fregare sempre alla fine. Bella barba e Bagaglio. Sì, fatela pure tu. Vai, calcio d'angolo. Che è Politano. Gol. Mannaggia chi la mulle. Appunto. Vai Koulibaly, vai, Koulibaly. Vai Koulibaly. Indietro dai. Fino al centrocampo siamo tornati. Sì, fanno sempre così, vanno fino alla difesa. Vai Lozano, Magnatini. Bella. Politano. Punizione. No, senza far fallo. L'ha rotato. Ma è già il secondo terzo fallo che fa fuoco. Vero. Meriterebbe l'ammonizione. Ospina tiene la faccia bianca. Ma che ha avuto? Che paura, un po'. Un po' sì, sul tiro di Toloi. Uno Toloi e un altro pure. 2 volte ci hanno fatto un bucato. Ora non mi ricordo chi era il secondo, però 2 volte ci hanno bucato. E intanto siamo già al 32esimo, signori. Trallallero, trallallà. Ora possesso dell'Atalanta in fase difensiva. Romero, Giulietto, vai, recuperato. Bravo Insigne, sto fanno buono Insigne, mi sta piacendo oggi. Ha perso parte. Appunto, l'hai chiamato. Chi è? Toloi avanza, Ciuchi, no, Di Lorenzo, bravo Di Lorenzo in copertura. Koulibaly. Bello il lancio per Insigne, ancora Insigne, prende palla, lancio lungo a pescare Lozano, bello, vai Ciuchi, magnatino. Sì, ma un po' fa sempre tutto lui e da solo contro due. Vai Lozano, bella. Soletto. Ma nessuno che lo compagna. Contro 3. Ma che io vado a mezzo, non fai guarda, fa culo, io la tua pallone, Bagaglio, chi ne buono. Mia mamma, zapata, e poi ci fa fessi in altra parte. Ma io che lei a fanculo, era lì che passeggiava e poi regalo pure il pallone. Ci capito che tu all'inizio del quarto tempo hai fatto 3 recuperi di pallone, ma chi lo lavoro tu? Fa tutta la partita, lo Spina, la vedo vai Insigne, fallo questo, come no? Vabbè. Parte l'Atalanta, chi è sul numero 14? Muriel, attenzione a Muriel. Oh, madonna che pallone da Zapata, bello. Meno male Zapata l'ha preso proprio. Ma visto come gliel'ha dato da laggiù? Che giocatore è Muriel? Guarda, l'ha visto proprio partito, guarda come... Sì. Gliel'ha messo proprio sui piedi. Bello. Meno male Zapata l'ha preso proprio a pollo. Un po' a pollo. Però Muriel gli ha dato un pallone, porca puttana.
Oh, Dem c'è. Ah, è arrivato Dem! Ciao Dem, stavamo a parlare bene di te! Stai giocando me. Che sai giocare bene! Vai, usai. Insigne, chi è? Politano Under. Politano si rotola per terra nel frattempo e buttano la palla fuori. Insigne butta la palla fuori. Ah. Vediamo mo se si è rotto pure Politano. Sta arrivando la... No, niente, La luna piena, sta arrivando a vedere che si è fatto Politano. Luna piena. Te ne capo ma luna piena. No, vabbè, la tristezza. Grazie cara signor Napoliello, che signore. Sono diventata la signora Napoliello. Dim dem. Dim dem. Gioco momentaneamente fermo. Fermati, pagliaccia. Che è sta roba? Ridi pagliaccia. Mo. Ripreso il gioco, ripartito. Che stai Hai male? fatto dolore. Ma che è? Oh madonna! Cosa? Ah, Che... poi l'esame 20. Sta zitto, guarda la partita. Anche tu stai male. Ma chi è che si cosa senza? Zapata, vai Maximovic, bravo. Chi è che è stato? Lo Zanner, bravo, ci ha regalato. Poi Maximo, non si sta capendo, stiamo a fare così. Maximovic, cioè, è arrivato. È andato a votare innanzi. Ma facciamo, noi la regaliamo, loro ce la ridanno, non si capisce niente. Stiamo appiccicando, tutti e due. Napoli stasera sembri... Giorgione De Giorgio Loris. Giorgiolone de Giorgio... Che cazzo sono? No, idea. Ma... Frailer. Zapata, attenzione. Poi... No, andiamo, Butta forza. Muriel, aia, Ma butta perché? questo. Ma perché ci scomponiamo così? Meno male è scivolato tipo, no? È scivolato, sì. Meno male Muriel è scivolato lì, si era liberato facile. Ma chi è? Ma guarda lì, Koulibaly, eppure sai, mamma mia, sia Koulibaly che sai, scandalosi. Meno male che Muriel è scivolata al momento della conclusione, meno male. Infatti dice Dice Rino, ora ci stiamo un po' schiacciando. sì, stiamo concedendo un po' troppo all'Atalanta. Guarda, siamo tutti ragazzi, schiacciati dietro all'Atalanta. Non riusciamo ad uscire. Vai, ma che fai? Guarda là! Handicapparsi! Ma guarda là, che No, cazzo vabbè, ora si fa, toglie la palla. Handicappati! Guarda là, ma cioè siamo in difesa, raga, e ci facciamo prestare due Ma contro perché uno. sai è uno scemo, non hai visto là? Boh, Due contro uno ci facciamo prestare. penso quando entra Ilicic, c'hanno pure Ilicic in banchina. Ottima prospettiva, direi. Che poi ce l'ho fatto calcio, l'ho appena preso. Sì, vabbè, se ne frega di sì, tuo infatti non ce ne può più farsi. Poi che sia capitale. Una Atalanta vince. Noi siamo praticamente i campioni in carica della Coppa Italia. Vediamo di vincere pure quest'anno. Oh, mica, come vanno? Stiamo sempre a casa, che tengo sempre un virus. Aia. Vai, buttala fuori. Madonna, rialziamoci un po'. Che dire un mimo là dentro. Bella. Vai Ciuchi. Bravo, scambia. Ma siamo fermi, non vedi, sono fermi. Cioè, si devono proporre in avanti. Siamo ritornati indietro un'altra volta da Ospina. Mi sembra non ce la fanno i Ciuchi, già. Hanno fatto 40 minuti, hanno fatto. Non ci siamo, Derby cresce, Napoliello e Sara sono di Udine. No! Cosa? Noi siamo di Udine. Non siamo di Udine. Non si capisce niente, mi sembrano giocatori del raro
Buttiamo là, sì. all'oratorio. Sì, mamma mia. Guarda, abbiamo regalato un Infatti in calcio d'angolo regalo. Questi prima o poi, se continuiamo così, ci fanno Ci gol. segnano, ma è sempre così. Ci fanno gol. Mamma mia, cioè, siamo tutti dietro. Tutti L'Atalanta sta giocando sì, bene ora. Sì, cioè, ma noi ci siamo spenti proprio. Mamma mia. Cioè, veramente, siamo partiti come sempre. Partiamo quei 20 minuti bene e poi, buonanotte. Non capisco che cazzo te nei batterie scarichi si fa. Calcio d'angolo per l'Atalanta. A Fragola Napoli Club. Lei mi dice, ho detto così perché ha chiesto dove siete, ma non siamo di Udine. Calcio d'angolo, chi è? Muriel. Mamma mia. Stanno facendo morire. Sette video come una iatti c'hanno. Per sopportare il Napoli c'hanno 7 Ah Giada, buonasera. Oh Giada, buonasera. Sera Napolina e la bellezza di Sara. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli. Dem, lo so. Ok, faceva il burlone, Dem. Faceva il burlone. Lo dicevo apposta che eravamo di Udine. Forza ragazzi. Forza ragazzi. Ripigliamoci. Forza. 41esimo. 0-0 e ci sta maschietta troppo. Senza Toloi. Muriel. Ancora, guarda che taglio, Pessina, attenzione. Zapata. Boh! No, ha fatto bene. Però quell'altro taglio non era di Toloi e poi uno era di Pessina, dove è uscito quei due tagli. L'Atalanta ha tirato comunque un po' più di noi in volta. No, la seconda parte del secondo tempo l'Atalanta è stata più pericolosa. Vedi, sì, del primo tempo. Infatti occasioni da gol l'Atalanta 4 e il Napoli 1. Sì, che poi no, niente, riesce proprio. Diciamo vere e proprie occasioni dell'Atalanta sono state due, i due inserimenti. E la nostra, vabbè, quel tiro di Insigne, ma non era nemmeno chissà pericolosissima. No, però era nell'angolino, l'ha preso bene il portiere. Sì, ma non era proprio. Le loro erano proprio inserimenti che Ospina ha anticipato, se no era da venire. Tutti stavano aspettando Giada in chat. Napoli, Rino e Carlo non mi hanno chiamata. Male. Devo aperti sempre io a voi, se no buonanotte. Comunque va bene così, sono contento che ci sei, anche se sei in ritardo, va bene, tanto ci sei sempre tu. Che... Giada è sempre presente, l'irriducibile. Secondo tempo bisogna tornare almeno al 4-3-3. Il Napoli quando gioca, attenzione, mamma mia, guarda, l'ha incrociato troppo. Ha incrociato troppo, guarda. A te per esempio ti piace più questa qua azzurra di maglia? Decisamente sì. Mamma mia. Sì. Maronna. Non di tanto fuori. Elmas bravo. Chissà, magari dopo entro. Nerazzurro skin, non mi toccate a Giada infatti. Allora tutto a posto, Sara. Troppo bellina Sara, bravo Napolini, sei bella anche tu, grazie mille. Non mi tocco capire. Maronna! Giada e basta, qui ci vale. Giada, ti ho avvisato, tu sapevi quando birra una volta. Come ora comincia nel frustato, bisogna... No. Con callo, mamma mia, quando viene a casa. Dai raga, forza, che quasi finito il primo tempo. Madonna, quando fai così mi fa pigliare sempre. Zapato. Mamma mia, signora, amore. Che tristezza. Dimmi,
Allora, dai. Dai, tacco, dai, punta. Niente, raga, Carlo, da Giaccini non... Giada da Giaccini non vinciamo. No. Francia, sei bello, inutile che ti aggiusti i capelli. Lui col camello sempre col camello. Grazie Ale, mamma sono uscito pazzo. Vanitoso. Vai! Vai Politano. Vai Politano. Vai Politano. Ah no! Ma che stavamo attaccando? Signore, è finito il primo tempo, 0-0. 0-0, vai giù. Mannaggia. Prima metà del primo tempo è stata abbastanza bilanciata, seconda metà del primo tempo l'Atalanta ha iniziato un po' a schiacciare. Ha schiacciato un po' dietro, ma ho visto il Napoli in affanno perché non partiva solo sui lanci lunghi di Lozano. Sì, l'unico che correva è Lozano e Politano. Non siamo mai usciti con Insigne palla al piede, Lozano e Politano. Loro tre. Il Napoli ha giocato con i lanci lunghi per far ripartire i tre attaccanti offensivi, le 3 punte. Saltavamo praticamente a più pari il centrocampo. Capito? Si faceva il lancio lungo per pescare o Lozano o Politano o Insigne. Poi loro dovevano affrontare la difesa per andare in porto. Perché poi l'Atalanta ci ha schiacciato tutto là in difesa. Isai a un certo punto non ci ha capito niente, se stiamo pugliandissimo pallone. L'importante è non prendere gol in casa, infatti quello è fondamentale proprio. Perché poi il ritorno giochiamo a Bergamo. Esatto. Partitaccia. Ma sarebbe meglio non prendere gol, ma farne anche uno, anche 1-0. Almeno 1-0. Almeno un gollettino. Perché ragazzi, però speriamo che ripartiamo insomma meglio di come abbiamo finito, perché farci schiacciare così non è buono, perché dai e poi alla fine ce lo fanno, non sarebbe una novità. Intanto stanno intervistando Gosens, che dell'Atalanta sta facendo una grande partita, si è inserito, è uno di quei due che si è inserito e ci stava per segnare. Buonasera Pablox. Ciao, ragazzi, battiamo Gasper Piangi. Ciao Pablox e ciao Pasquale 90. Battiamo Gasper Piangi, ma non bisogna prendere gol in casa, però ne dobbiamo fare uno almeno. Lo stavamo dicendo un secondo fa, esatto. Un saluto alla tua compagna. Ciao Pasquale. Sì, è fondamentale non prendere gol, il che non è facile, perché noi prendiamo sempre gol. Però sì, te che avessi in difficoltà del Napoli in questa fase di questo primo tempo? Un po' tutta la fase difensiva, non è che si è comportata particolarmente bene. No, vabbè, io penso, anche Koulibaly è scivolato in un certo punto, Manolas, dalla parte di Manolas, no, ma perché dove c'è attaccato l'Atalanta? Sulla fascia dove c'è Maksimovic, che sanno che è più debole, dalla parte di Maksimovic e di Isai. Esatto. Ma quella parte lì ci hanno attaccato, ma perché? Perché loro sono l'anello più deboli della difesa, capito? Per ovviamente. Dall'altra parte c'è Koulibaly, c'è Manolas, poi c'è centrale e Koulibaly, mi sembra, o destra, insomma, ora faccio confusione, però dalla parte di Di Lorenzo e dove c'è Manolas non ci hanno attaccato, andavano sempre dall'altra parte. No, infatti. Derby Crash dice il Maradona senza pubblico è triste, ma ormai purtroppo ci stiamo abituando. Koulibaly sta al centro, poi c'è Manolas di qua e ci hanno attaccato sempre dove è Maksimovic, sulla fascia c'è Isai, esatto. Che con tutto che ha coperto è andato in difficoltà pure Isai, hai visto quando è stato pressato, non sapeva cosa fare. E Pasquale dice non è per niente facile, l'Atalanta è forte, anche se appunto con Gomez secondo noi ha perso un po' di smalto. Io non ho offerto per filo curioso, Manolas sta regalando palle. Sì, ma più che Manolas io vedo in difficoltà Isai in qualche occasione. Di Lorenzo mi sta piacendo, che si ripiega, ripiega da una mano. Isai lo vedo più in difficoltà, così come Maksimovic ogni tanto, ma tutta la fase difensiva, come diceva anche mia moglie, tutti quanti. Soprattutto. Napoliere, cosa pensi di Franco, il padre di Scelboom? È un grande, io lo stimo tanto, mi piace, fa anche la parte dello chef, mo fa variare, è forte. Rino dice secondo tempo dentro Petagna, Zielinski e Mario Rui, secondo me. Sì, Mario Rui al posto di Sai farei entrare, Petagna al posto di chi è Politano,
così metti Petagna prima punta e sposti Lozano e Insigne sulle fasce. Zelinski ovviamente lo metti al posto di Bakayoko. Mettere al posto di Bakayoko Zelinski, Esatto. per essere più offensivi, tanto c'è Dem che recupera i palloni, ragazzi. Io a un certo punto inizialmente aveva giocato anche bene Bakayoko, aveva recuperato poi dopo l'ho visto che cominciava a trotterellare, e ha sbagliato pure un passaggio dove in contropiede proprio si stava facendo quasi gol l'Atalanta. Ciao Stefano, buonasera, un ragazzo saluti dalla Baviera. Il Napoli un po' sottotono perché Osimhen non gioca. Ma perché Osimhen non gioca? Perché Osimhen non gioca? Tu lo sai perché Osimhen non gioca? Stefano hai ragione, dovrebbe giocare. Dovrebbe giocare, sono d'accordo amico mio, sono d'accordo. Rino dice che ancora non è in forma Osimhen. Sì, però bisogna metterlo dentro, sino quando comincia a riprendersi. Le gambe se le deve fare. Magari sì, nel secondo tempo ci aspettiamo che entra anche lui, magari. O Petagno lui, perché alla fine entra Petagno lui. Io farei entrare Osimhen perché deve marcare i minuti, prendersi un po'. Sì. Gabriel, buonasera. Ciao Gabriel, buonasera. Derby, il Napoli potrà lottare per vincere la Coppa UEFA? In questo momento è un po' difficile, la devo vedere con più continuità, però è una squadra che il Napoli sappiamo che quando gioca le partite come posso dire, singolo, come si dice? Le partite secche, non in campionato che fai a lungo andare, no? Quando il Napoli gioca le partite secche è più forte. Secondo me nelle competizioni il Napoli è più forte che in campionato, perché per esempio prendi la Coppa Italia, ci sta una partita una, poi un'altra ci sta ogni 2 settimane, capito? Il Napoli su quelle partite è più forte, capito? Ma quando fai un campionato invece con la testa, perché manca la mentalità secondo me. Poi l'Europa League può essere più alla portata che il campionato, questo sicuro. Rosario dice, quando ci sono questi spazi devi far giocare Osimhen. Sì, sono d'accordo. Pasquale dice, spero che Gasp piangerà. Rino, magari negli ultimi minuti della ripresa, per Osimhen. Destok, ciao, buonasera. Spero vinca il Napoli, speriamo. Già ti schiattammo la capa. Hashtag ci schiattammo la capa. Ti schiattammo la capa. La Coppa UEFA la vince la Juve, la Juventus, l'Europa League. La Coppa UEFA vince la Juve. La Juve è in Champions. Michael, buonasera. Buonasera Michael, buonasera. Sono stato poco presente in questo momento nelle tue live. Non ti preoccupare Michael, ti capisco, avrei avuto le tue cose da fare. Capisco bene, dai, sta tranquillo. Derby dice Benitez. Benitez, mi tengo Gattuso, bisogna dare fiducia a Gattuso, poi a fine anno io sono per dar fiducia per un anno intero, poi vedi che risultati ti porti, allora sì che puoi giudicare un andamento di un allenatore, ma non adesso che siamo ancora a fine del girone d'andata. Troppo presto. Bisogna fargli fare tutto il campionato in santa pace, senza pressarli, senza la pressione addosso. E poi vedi i risultati che ti porti. Se il Napoli ha degli obiettivi che poi lui non raggiunge, allora esatto. Stefano dice forza Napoli almeno per stasera. Stefano dice forza Napoli ancora per stasera. Dem dice Osimhen è un pacco. Osimhen, ma ragazzi, ma uno che ha giocato 5 partite, poi è stato infortunato, poi è stato con il Covid, come fa a dire che non è buono a un calcio? Dai, è come Gattuso che non è buono a un calcio, ma dagli tempo. Questa è la cosa brutta di noi tifosi napoletani, di tanti tifosi napoletani, perché il Napoli vince una partita 4-0, il Napoli è da scudetto, il Napoli perde una partita con il Verona 3-1 e poi il Napoli questo Napoli è fallimento, sto Napoli non si va da nessuna parte. No, ragazzi, sappiamo bene che l'obiettivo del Napoli non è il campionato, questo leviamo dalla testa. Vero. L'obiettivo del Napoli deve essere rientrare nel 4º posto massimo, no? In Champions League, no? Ci siamo, ragazzi, siamo in corsa, non è che ci siamo a 2 o 3 punti. Vediamo, il campionato è ancora lungo. Bisogna dare fiducia a Gattuso e alla squadra. Poi i risultati parleranno a fine anno, però. Pure a Osimhen bisogna dargli fiducia, ragazzi, perché non si può già criticarlo perché non ha giocato mai, dai.
Francesco dice: dal Vomero con una pizza ti dico forza Napoli sempre. Bravo, buon per te, forza Poi Napoli Franci, sempre. sempre forza Napoli. E poi Rino dice anche perché Da te che ti sta mangiando una pizza. Rino dice sì, anche bravo. perché comunque va detto che gli sono mancati i giocatori più importanti, vero? No, ma Mertens e Osimhen, tutte e due non l'abbiamo avuto 6 mesi che non, senza le due punte. No, infatti. E infatti, come diceva Gattuso, lo sai che ha detto Gattuso? Ma io vorrei vedere l'Inter senza Lautaro e Lukaku per 6 mesi. Vero. Vorrei vedere, ma per sfizio. Allora, ci dicano Michael da Laziale, spero che vinciate voi stasera per vedere che faccia fa Gasperini. Aspetta, perché sta andando troppo dritto? Perché hai messo le mani dove non dovevi metterle. Non è vero. Sì. Dove è andato? Mo? Qui. Ah, Napoliello 80 milioni mi devi fare le rovesciate della bandiera. Marina del calcio d'angolo, hai ragione Temme. Mamma mia. Ha ragione, 80 milioni, Io, si mette. scusami per ieri, ti ho detto che mi aspetta al primo palo. Demme, ma Osimhen non è costato 80 milioni, sì, più o meno fra bonus e tutto, sì. Stefano, infatti Gasperini è antipatico forte. Napoliello, complimenti alla tua amica molto bella. Grazie Stefano. La moglie. È mia moglie, sì. Luca, ciao, grande finale Atalanta-Juve. Guarda che... ma anche no, Luca, ma anche no, Cornander. Io voglio il mio Napoli in finale e voglio rivincerla la Coppa Italia. Speriamo. Poi se qualora il mio Napoli Cornander non va in finale, allora a quel punto se ci va l'Atalanta la deve vincere l'Atalanta. Demme, Rino, sì, 70 più 10, 80 milioni di Osimhen. Giada. Sergio dice ce la può fare il Napoli, ce la possiamo fare sì. Oh, tutto è questione di testa, dei giocatori come tornano in campo, della fiducia, no? Rino, non ti ricordi perché ti ho preso sotto con la mano? Già del Rino È stato dove questo sta bilancio così, no, non è costato così, la cosa è un po' più complessa. Comunque io mi ha mangiato qualcosina. Ecco, allora, Napoliello ce è l'ha. stata una bella coppia, grazie Stefano. Grazie. Napoliello c'è da fare la pausa caffè, mo, perché la pausa caffè. Ah, mamma mia, non sai che cosci mi fanno male laggiù. Oh, povero. Ah. Hai lavorato tanto, sai. Sì, tanto. Oh, signore. Bene, voglio un altro giro di pronostici, signori. Come finirà questa partita? Fatemelo sapere nei commenti. L'importante è il senso di appartenenza a questi colori. Inter-Napoli finale con il morto. Madonna, ce l'hai con sto morto, Dio santo. Conosco come sono le lezioni di 5 anni. Sì, insomma, raga, bisogna risvegliarci un po', secondo me sì, c'è una freschezza in attacco, bisogna rafforzare la difesa. Napoliello, Ma arriva. caffetteggi. Yes. Michael dice 2-1 per il Napoli. È una partita difficile, io non lo voglio dire il risultato. Napoliello non si esprime. Cesare, Atalanta, solita sprecona Napoli sulla difensiva, vero? Soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Stefano dice spero almeno in un risultato 1-0 per il Napoli. Sarebbe buono perché faremo un gol e non ne prenderemo nessuno, il che sarebbe la cosa migliore. Sperzeggio 2-0 Napoli. Extreme, mi fa piacere rivedervi di nuovo assieme. Ma vi eravate lasciati? No, non ci eravamo lasciati. Mi ero preso solo una pausa dalle live io. Vediamo, i soldi in palio sono molti, se non entriamo in Champions ADL perde 40 milioni di euro, senza tifosi non fai incasso, si rischia il tracollo, più di 80 milioni spesi per Osimhen, ADL muore. Sì, effettivamente sì, se un centro in Champions ADL si schiatta. Buonasera Giovanni Mixer. Derby dice basta non prendere gol, infatti è vero. Oh mamma mia, forza! Troppo tempo, Vediamo un po'. Vabbè, lasciamo perdere. I giocatori sono ancora in campo che stanno facendo la pausetta, i giocatori delle panchine che si stanno riscaldando.
La tazzoletta di caffè? Napuliello con te. Sì, ora è il mio momento spot perché stasera ancora non l'ho fatto. Ricordo a tutti quanti, se non l'avete ancora fatto, di lasciarci un like sotto il video se vi fa piacere per aiutarci a raggiungere più persone. Se vi piacciono i nostri contenuti e i video di Napuliello, vi invito a iscrivervi al canale che è gratis e non vi costa niente. Se volete offrirci un caffè, c'è il link in descrizione o potete lasciare un messaggio in super chat. E stasera, io a che ora? Alle 23? E stasera vi ricordo anche che Napuliello alle 23 sarà ospite in live nel canale 3 Uomini e un Pallone. Quindi se volete andare a seguirlo, lo potrete trovare dalle 23 in poi anche lì. Allora, Ben mi dice, io vorrei al Napoli al posto di Petagna, penso a un attacco con Osimhen che vola, Nzola prima punta e Lozano a destra. Mo? Abbiamo perso Napuliello. Vai, ci mangiamo! Madonna. Rosario dice si scalda Osimhen. Vamos Napoli da Giada. Rino dice io Petagna lo terrei comunque. E Ben mi dice no, per carità. No, ecco che non è un serpente. Oh madonna. Dai con i like, 100 like, un gol per il Napoli, speriamo, forza con i like, grande derby. Intanto i giocatori sono rientrati in campo, quindi Napuliello te era una mossa. Napuliello, Arriva. ce la puoi farcela, te e un caffè. Echite. Echite è il mio modo di dire. Ecco, stanno rientrando anche i giocatori del Napoli, un po' in ritardo come sempre. Però sono tutti belli sorridenti. Ma speriamo bene, ragazzi. Forza che dovete lottare. Sono tutti lì che ridano e sghignazzano. Vediamo un po' come ripartiremo. Speriamo che ripartiamo scoppiettanti e scintillanti, che ce n'è bisogno. E per ultimo rientra KK. Se nessun cambio per il momento, Napuliello inizia il secondo tempo. Io non mi chiamo Demme, se permetti. Sto arrivando Napuliello 88. 88 e 89. 89 perché il secondo scudetto non ha. Michael chiede perché così pochi spettatori nella tua live? Non lo so. Non si fa! Maleducato! Oh madonna! Anche se pochi ma buoni, esatto. Nicola Ceccando. Ciao Ponzacchini Napoli. Peccato, com'è? Tutto a posto? Iniziamo il secondo tempo, signori. Vai. Vai, che ci mangiamo. Puoi giocarci lo 0-0, anche se poco, ma buono. Sì. Giocare 0-0 lo ci sta, lo sa? Quasi 2 euro. Non ci provacci. Non da un cazzo. Ma sei troppo duro con lui. Demme dice Napoleone stava digerendo le lumache. Grazie Stefano. Siete simpaticissimi, grazie Stefano. Forza! Oh, vai! Forza! Mannaggia, che molle, chi è che sa? C'è spaccamara! Colpa tua, è tutta colpa tua! Vai, ma che io recuperato una tua! Ma che è? Ma è caruto! L'ho toccato, ho fatto puff! Oh, è caduto un culo interno. Oh, sempre forza! La pesca a capo! Manda un SMS a Gennaro Gattuso, suggerisce un cambio, c'è che facciamo tra sì? Zelischi per Baccaio poi, Io mannaggia, mi sai mangiare a farsi capire. Ma... Sono carcerato in quarantena, come faccio a fare? È vero Giada, vabbè, staccia il foglio di carta con scritto. voglio ancora con l'invito. Carta brutto! Pure! Mamma mia, Spina ancora! Grande! Grande Spina, forte! Grande Spina, mamma mia che parata ha fatto!
Si è fatto male Muriel. Pure tutte e Ospina. Tutte e due. Ospina di più, mi sa Ospina. Ospina. Azione pericolosa, Ospina si tiene il ginocchio. Come? Ai. Fa vedere. Ancora no, sui sai. Sempre là tagliato. Ma anche Koulibaly è fregato. Anche Koulibaly è dormito là. Però ha preso una botta sul ginocchio, Spina. Sì, mamma mia, che mi botta. sa che stanno facendo entrare i medici in campo, personale medico. Allora, è uscito la pubblicità. Per più pallone, si è fatto male, si è scontato con Muriel. Rino, grazie, ti offro una birra. Fiumi di birra per raggiungere te. Vediamo, si scalda Meret. Ai. Peccato, lo Spina stava giocando da Dio. Sì. Vediamo se si ripiglia. Vediamo. Ci schiattammo a capo, già da. Ci schiattammo. Sta male. Stasera non segniamo neanche contro la Scarupatense, non so leggere più. Hashtag schiattamaga. Sembra hashtag schiattamaga. Basta. Questa è tutta colpa di Napoli. Tu stai male, è tutta colpa tua. Basta. Questa maraccia. State fermo. Ok. I mortacci tua. Io al massimo un caffè pure. Sorelle caffè Napolello con te, voglio con voi, vai Bagayoko, Maronna, Bagayoko mi sembra una bambola, mi sembra, tanto rosso e tanto scemo. Già che hai recuperato 4 palloni in una partita è un miracolo del cielo. Vai, no, ma oggi sta giocando buono Bagayoko, ha fatto uno sbaglio, cioè veramente. Sì, no, infatti. Sta giocando bene oggi, ma che succede? Ho detto perché c'è Songhi. Enzo Pastore, ciao, buonasera, ragazzoli belli, finalmente rivedo la live con entrambi. Buonasera, sempre sono tornata. Domanda preferite Mertens con la fascia di capitano oppure Insigne? Bella domanda. No, Insigne, dai, è napoletano. Vai Lozano, vai, bella, vai Insigne, vai. Gol di Insigne. Dai, troppo dietro. Leggermente arretrato. Vai Lozano. Io lo fai, parata, subito. È centrale, gli ha dato un bocca portiere, ma non era facile. Anche Rino si unisce a hashtag schiattamaga. Rino, per te caffè lo offro insieme a un Kinder Bueno. Buono. Anch'io il Kinder Bueno. Kinder Bueno. Gnam. Vabbè, lasciamo perdere. Dicevamo. Finiscila! Zitto che c'è sta poco l'Atalanta, mo! Ma Muriel, vai ma non va a scagapoccia, gli ha dato a kill, va a fare culo, non puoi dare! Meno male tenevi per la banana, che è Freuder. Calcio d'angolo per l'Atalanta! Male! A che minuto siamo della partita? Stiamo? Era iniziato da tipo 5 minuti, staremo al 50° o qualcosa del genere. Sì. Gasperini sono grazie, che amore. Simon 2 Gasperini. 50°. Oh ragazzi, l'avevo detto che era il 50°. Giada, per te un cappuccino con i pan di sé. Raga. Vedi, anche Giada lo vuole un Kinder Bueno. Oh. Sì, noi siamo al 50°, 51° adesso. Oh, punizione! Vrim? Ma che ora finisce la partita? Su per giù. 10:30 più o meno. E io alle 11 sono là, faccio fuori il video post... Se ti muovi, se fai veloce. Se fai veloci. Forza ragazzi, riprendiamo la partita. Ti metti in sud, veloci. Josef Cavalieri, buonasera da Malta, forza Napoli. Ciao Josef, sempre forza Napoli. Sempre forza grande Napoli. Josef. Intanto la partita non è rosso. Chi è che si è preso rosso? Sì.
Così. Il coso, come si chiama? Il dirigente dell'Atalanta. No. Sì. Un componente della panchina atalantina, sì. Quindi secondo indietro, ma è normale perché le live sei sempre indietro. Capito? No! Perché ti sono scaffetta a Napoliello. Mi diverte. Perché aveva fatto un rottino in diretta, non si fanno quelle cose, se l'era E uovo duro da bagnato, mannaggia la Maronna. Ora piango. Hai ripreso la partita nel frattempo? Intanto ti devi baciare un stemmo con un'avala. No. Per Napoliello 2 Kinder cereali. No. Hai risposto. Io voglio la vittoria con l'Atalanta, non voglio chi. Forza! Calcio d'angolo? Io voglio solo la vittoria con l'Atalanta, non voglio ottenere un Kinder cereale, non è un caffè. Rimessa laterale in zona d'attacco. Voglio vincere. Per il Napoli. Non voglio passare alla Staccati! alla Juttana Manduzza, cara, non voglio passare, hai capito? Vai. Non mi faccio. Vai Bagayoko. Basta, fammi leggere. Madonna, mi fa piano infarto. Va. Maximovic, vai. Che stiamo continuando col cibo pure Joseph Camilleri si è messo anch'io pancake Nutella Kinder mannaggia, bella, vai Insigne, vai Lorenzo. Buonanotte, ma ora stiamo a palleggiare, mamma mia, vai. Insigne, sei fatta di... mamma mia, l'Atalanta ora sta giocando, cazzo. Bagayoko, bravo Bagayoko, dai. Forza. Dai, Bagayoko oggi non posso dire niente. Mi sa che è pure tra migliori oggi. Sì. Wow. Oh miracolo. Bagayoko sta recuperando un casino di pallone oggi, ma che è successo? Un miracolo, te l'ho detto. Forse perché arrivano proprio avanti a lui i giocatori per recuperare. Madonna. Vai Baca, vai! Ma la punizione? O Insigne ha fatto fallo Insigne. Demme. Demme è un po' fallosino oggi. Ma Insigne, scusa. Che gli ha dato il pedatore. No, Demme. E dimmi Demme. I bergamaschi usano ancora punte di freccia di selce, vestono la pelle di cervo, terzo mondo. Sì. Vai. Ragazzi, siamo civili nei commenti, per favore. Io ho pure tanti amici atalantini. Mi rispettano, eppure io rispetto loro, ovviamente, è normale. Dai. Perché ce la dobbiamo avere con l'Atalanta? No, dai. È anche una squadra che gioca bene a calcio, sai? Ma a me mi sta antipatica l'Atalanta, né i tifosi né l'Atalanta. No, infatti. Noi bisogna tifare Napoli e basta, non bisogna essere andare contro gli altri. Dobbiamo amare la nostra maglia. Bravo Manolas, guarda la Manolas, io se vedi, se vanno dall'altra parte è pericoloso, quando vanno dalla parte di Manolas sempre. Quando vanno da Koulibaly e Isai e coso. Chi c'è Koulibaly, Maximovic e Isai da qua? Dalla parte di Manolas non passano. Perché era un bucazzo pure Manolas, poi ci sta Demme dall'altro lato pure. Perché sta giocando bene pure Di Lorenzo, sì. Demme 90 serie per Napoliello. Sei rimasto scioccato per l'esclusione di Hauge nella lista UEFA del Milan? No, perché il Milan c'ha tanti giocatori forti. Perché poi non è un giocatore con continuità, cioè sì, ha fatto le sue partite, è bravo, però secondo me già, ho capito, quando uno fa un paio di partite nel Milan e le fa 2 partite ad alto livello, boom, dicono che è fortissimo, sai com'è? Quando vai in piazza così, calmi ragazzi, Auge ora si è fatto vedere, in 2 partite l'ha fatto bene, è un campione, questo è un fuoriclasse, ma cioè questo non capisco. Cioè, solo tempo. Esaltano i giocatori come
ci devono confermare. Rino dice ci facciamo schiacciare troppo, Più che esatto. altro devono avere continuità i giocatori, non è che fai 2 partite top e poi le altre fai giochi così, allora no. Rino dice ci facciamo schiacciare troppo, sì, è più o meno come il primo tempo. Siamo un pochino, riusciamo a salire un pochino di più, Vai, rispetto Politano. alla fine del primo tempo, però comunque Sì, però l'Atalanta tendenzialmente ci facciamo schiacciare sì, troppo. perché ci pressano pure, sembra che loro hanno più pepe, hanno più velocità di noi nelle gambe, noi sembra siamo stanchi già. Dem dice vabbè, ma meglio di Castillejo è... No, quello sì. Castigliero sta facendo cagare, non mi piace niente almeno. Non per niente ce l'aveva al fantacalcio, l'ho dato via Castigliero. Rosario dice Gattuso ha voluto giocare a specchio, solo che lo specchio si è scassato quando ha visto lui. Gotto non è da UEFA, infatti. Mitico e il Cantero. Buonasera, ciao Mitico e consorte, siete fortissimi. Grazie mille, Mitico. Grazie mille. Ragazzi, mi fa piacere se condividete questa live. Giusto. Mi fa troppo piacere. Che più siamo, più ci divertiamo, come sempre. E lasciate qualche like, che ce ne abbiamo pochi, almeno 50, arriviamo a 50 like. Così vi riporto sempre Sara in live. Se no non ve la porti più. Se no faccio lo sciopero. Se no la faccio stare in durietto. E se non lo avete ancora fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al canale che non vi costa niente. E se invece volete offrirci un caffè, c'è il link in descrizione o potete lasciarci una super chat. No, accelerano poco, Guarda me! Ecco. Tre voti, vincimmo, così vincimmo. 1, 2 e 3. Ecco. Mo si contento. Voglio Bobotta, Lobotica, Capibomb, voglio Capibomb in gambo, dai. Da quando? Così magari sì. No, ma se entra Lobotica secondo me non si vince. È meglio... Quindi perché non ti stai zitto? Stati in banchino, Robot. Perché non ti stai zitto? Ah, che cazzo. Top player pure partono. Ciao top player, buonasera. Grande. 50 like, Napoli. Uguale Napoli gol, so come on! Costi likes. Marun, che? Forza! Mamma mia! Grande Maximovic. Stiamo ancora Accorta schiacciati. chi sta Muriel, guarda là tutto quello is. Koulibaly. Si va così, 10 giocatori in quello a uno. In difesa si gioca proprio male, raga. Proprio male. E quello è il casino. Quando tu guarda 4 giocatori a pressare, poi nei lati rimane vacante. Metti caso c'era il pallone. Se il pallone passava. Siamo un po' disorganizzati in difesa. No, perché hanno furia di pressare, va bene pressare, Appunto, ma ogni giocatore deve andare su un giocatore. Ma è quello che sto dicendo io, siamo disorganizzati, vanno tutti su, si affollano, si ammassano. Guarda là Maximovic, come si è fatto? No, mamma mia, Koulibaly salva sempre. Maximovic stasera è raga. scandaloso. Maximovic si fa saltare sempre. Sì. In 8 milioni abbiamo pagato, ma ti rendi conto 28 milioni Maximovic? Sì. Sì. Non è bene. Non è bene. Non è bene. Ah, siamo al 60°, signori. Mamma mia! Calcio d'angolo per l'Atalanta. Altra bella Forse parata. persino un'altra volta, sì. Altra bella parata di Ospina. Oh, non riusciamo a ripartire più, No. È come la fine del primo tempo. non riusciamo a ripartire più. L'Atalanta ci schiaccia. schiaccia su. Ci Schiaccia dietro. Perché sono tutti alti, la linea offensiva dell'Atalanta, anche la difesa è tutta alta. Non ci fanno ripartire, ci prestano. Zapata. Joseph dice ma perché non giocano con la maglia a strisce? A me non piace la maglia a strisce, lo so, mi odierete tutti quanti, ma a me non mi piace. Amica coreggia. Lobotka nel cuore. Marietta Rui è un campione. La vostra invidia è la nostra forza, voi forza vi voglio in finale.
Speriamo. No, finale Napoli-Juve, una volta, bello. Ci vogliono delle sostituzioni di Cerino. Dai, è difficile, Forza è Napoli. difficile. Ma c'è ancora la partita di ritorno. Intanto cerchiamo di vincere questa 1-0, Sarebbe 1-0 va bene. Sarebbe buono. Almeno l'hai vinta. Cioè, Poi... più che altro cerchiamo di non prendere gol, perché... Ma vincerla è meglio. Che pareggiare 0. Sì, ma intanto prima di tutto bisogna non prendere gol, perché sai, qui non è che è scontato. Ci porta fortuna, è la maglia argentina di Diego, quella che c'ho io, sì. Lo so, ma a me non mi piace. È bello. Non mi piace niente. Brava Giada. Giada la sponsor. Se la conosci, lo Sabri Gamer? No, io lo sto anche su YouTube in realtà, essendo onesta. Lozano si esprime di più giocando più avanti in attacco. Dice più verso primo punto. No, secondo me sto sul laterale, è esterno. esterno. Ma chi è che si è fatto parare la testa? Demme. Fai attenzione, Demme, a quello che fai. Guarda, no, è Insigne. Sì. No. Avete dato il piede, però, no? Sono i vari questi. Eh? Allora, Joseph dice anch'io ce l'ho con Maradona dietro, lui ce l'ha con Napoliello 87 dietro. Le maglie a strisce sono bellissime, dice Juventina, perché Juventina non sono molto d'accordo. è più bella tutta azzurra, perché il colore del Napoli è tutta azzurra, ma anche questa qui è bella, l'ho presa proprio in memoria di Diego, questa qui andava presa, dai. Per ricordare Diego, che è stata la maglia speciale, proprio l'hanno fatta proprio Lozano deve stare a dopo la destra. scomparsa di Maradona. Lozano deve stare a destra di Cerino e entra Petagna. Entra Petagnona. Noi ancora non lo vediamo che entra Petagna. Petagna, ci sta che siamo leggermente indietro. Ma sì, siamo indietro. Che ti stizza, ancora 0-0 però. Insigne, guarda là. Voilà. Fallo. Problemi per Demme che si è accasciato, signori. Per Demme, Insigne, Demme. Lui ha detto per Demme. Sì. Ha detto per Demme. Sì. Con la mano in faccia. No, si è fatto proprio il Ma la testa, vedi? Ma di nuovo, Si è fatto male proprio il giocatore più importante per noi, in mezzo al centrocampo. Ora chi gioca? Lo botte dentro. No, il pallone. Perché ha preso una pallonata in faccia, ma già da prima ti ho detto, infatti, che era a terra. Stava ingoglionito. Ma ora si è ributtato giù. Fate? Si è ributtato giù di nuovo. Che fa? Non si ripiglia più. Sai, prima aveva pigliato un po' di pallonata in capo. Vaccia l'ha preso, mamma mia. Nella tempia l'ha preso. Ora si è riaccasciato. No, si era ripreso, ma ora si è ributtato giù, evidentemente gira ancora la testa. Non va bene. Deve andare a fare l'accertamento, visto. Infatti dice Rino Demme che aveva preso una bella pallonata proprio della No, abbiamo testa. il Macedone, abbiamo Elmas, che è un bel giocatore, però da Demme, mannaggia. Allora, Demme praticamente si è preso una bella pallonata laterale sulla tempia. Prima si era fatto mettere del ghiaccio, si era ripreso, però poi si è riaccasciato a terra con le mani in faccia, si vede gli fa ancora male la testa, gli gira la testa, insomma, e ha preso una bella botta. Quindi sì che entrano Elmas e Petagna. Elmas prenderà il posto di Demme e Petagna penso il posto di Politano. Sì, Petagna al posto di Politano ed Elmas al posto di Demme. Non cambia nulla praticamente, penso che Elmas va al posto di Demme e poi Petagna prende il posto di Lozano e Lozano si sposta al posto di Politano. Comunque Demme sta uscendo in barella con le mani in testa, speriamo si riprende. Sembra sia svenuto. No, non era proprio svenuto, aveva ancora i sensi, però si teneva le mani sulla testa, probabilmente girava un po'. Demme, come stai, Demme? Michael, Demme in chat, vai a giocare tu, Ma Insigne? No, punizione di Insigne, auto sopra la traversa. Ciao Coco.
Ma secondo voi Gattuso resta? Sì, secondo me sì. Almeno fino a fine stagione. Dopo no. Dopo no, secondo me... De Laurentiis fa sempre burdello. De Laurentiis è un burdellaro. Dopo non penso, ora sì. Ormai sta stagione penso resta, almeno che il contratto non l'ha rinnovato, almeno che se il Napoli corna a terra fa 3-4 sconfitte di fila rischia di buttarlo anche prima, però al momento le cose stanno che resta fino a fine stagione. Michael sono forte a calcio. E intanto l'Atalanta pressa. Punizione per l'Atalanta. Fa troppo burdello, fa DL. Sì, sempre. Michael sfavilando, abbastanza alto Dem. Vediamo punizione. Muriel sul pallone. È fuori dall'area comunque. Si sta sistemando la barriera. Poi entra anche Zielinski. Insigne. Guarda che si torna a 4-3-3 capace. Oh no, aspetta, c'è Politano. Chi c'è in avanti? Politano, Lozano. Potrebbe giocare anche Zielinski Ala o Elmas. Dipende, forse Zielinski Ala fanno il 4-3-3. O sempre il 3-4-3. Vedi? Sulla barriera. Ma io penso più 4-3-3. Palla in mano a Spina. Penso più 4-3-3 gioca ora il Napoli. Gioca quel 4-3-3 ora il Napoli. Vai Elmas. Lozano, vai! Lozanino! Vai! Madonna! Rimpallata. Elmas. Rimessa laterale per il Napoli, signori. Vabbè, Michael diventa il ruolo che giochi. Vai, sai, bravo, vai, prova a metterla. Madonna. Forza, ora si sta attaccando, si sta spingendo un pochetto, un pochetto. Zielinski. Bakayoko. Manolas. Maximovic. Elmas. Indietro per Maximovic. Koulibaly. Siamo rimasti con lo stesso modulo praticamente. 3-4-3. Sì. Perché vedo Bakayoko e Elmas centrale, vedi? 3-4-3 siamo rimasti. Attenzione a Muriel, mamma mia, calcio d'angolo. Di nuovo. Siamo rimasti con la stessa formazione, sono cambiati gli interpreti, ma siamo rimasti con la stessa formazione. Ancora un 3-4-3. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Forte e teso, buttata fuori. Boh, già è una tappetta, 1,50 m. Giadina! Sei bassina, Giadina! Come Insigne. Sì, no, era Insigne un po' più altino. Insigne un po' più altino, non è proprio 1,50 m. Giada, ma tu sei... Io sono alto 1,50 m. Vabbè. Giadina! Ci sta, tante ragazze napoletane sono basse, anche Elena è bassina, mio cugino. Non so se è 1,50 m pure lei, ma forse sì. Non lo so. 1,60 m forse. E l'Atalanta attacca. Infatti tu sei femmina, anche la mia ragazza è alta 1,60 m. Le donne sono giù, specialmente giù, sono bassine. Insigne alto 1,53 m se non sbaglio. Sì, un pochino di più forse. No, è quello lì più. Si guarda subito il potere degli smartphone. In diretta. No, vabbè. Insigne.
Vediamo se è 1,63 Insigne. Sì, infatti Infatti Koulibaly. dicevo, era un po'. Citate Koulibaly, dice Nicola. No, ma no. Palla l'Atalanta attacca. Rino dice, vabbè Giada, come si dice, nella botta piccola c'è il vino buono. La botte piccola c'è il vino buono. È vero, no? Vero. Oh, ci allarghiamo. No, Io non sono una botte piccola. No, Ecco. mio amore è sempre buono. Io sono una stangona. Va bene uguale. Ecco. Dimmi da me. Quelle di pallavolo sono alte. Sì. Allora, chi è uscito? Aspetta, chi è uscito? Mi sono persa chi è uscito. Qualcuno, c'è stato un cambio nell'Atalanta e tu te lo sei perso. Atalanta. Ce lo siamo persi. Atalanta. No, così lo posso fare solo io. Ospina! Dai, vuoi giocare vince però 0-0 Sì, mi sto annoiando. Siamo 0-0, amore. Mannaggia la marosca, mannaggia. Chite. Forza! E chite. Sono un po' dormuta. Chi è che dice chite? E Kite è solo mio. E Kite. Uscito Pessina, vedi? Ecco, grazie, perché questo non sta guardando. Allora se è uscito Pessina penso sia entrato, hai visto te, Miranchuk, mi sa. Ma secondo te io riconosco così al volo i giocatori dell'Atalanta? Ma secondo te io? No, è entrato Ilicic. Ecco. Stiga. È entrato Ilicic. Ilicic per Muriel, dice Michael. Allora Pessina non è uscito. No. O è entrato qualcun altro per Pessina? Ora vediamo subito. Ilicic è sicuro che è entrato, perché lo vedo e lo riconosco su. Ilicic c'è. Pasquale dice comunque È entrato la tua compagna la vuole... ecco, Pasalic per Pessina e Ilicic per Muriel. Pasquale dice comunque la tua compagna Poliello si chiama Giada, giusto? No, sono Sara. Chi è che ha detto? Pasquale, Giada è Gianina, è la nostra sponsor. Ilicic, ma parusa Cic. Accorto? E Mocevano Messi. Vai per l'agno 1. Vai di Lorenzo, corri però. Buonanotte. Di Lorenzo, ma passa sta palla, lo fa Maradona. Buonanotte. Mamma mia, che rottura di Ma scatole. guarda, loro li vedi partire a 3.000 all'ora e noi dormiamo E noi non si fa niente, noi non si fa perché noi niente. siamo lenti con il pallone, guarda là. Lozano, è fallo quello. Come no? No, non c'è Ci rischia un fallo. sullo zano sopra il muro. Sì, non fa niente, Pasquale. Riparte l'Atalanta, Ilicic gioca tutto di sinistra, cioè fatto a sinistra. Questo fanno i giocatori sinistri, giocano di sinistra. Maradona era a sinistra, lo sapevi? No, non lo sapevi. Penso. Rino, fallo sullo Zano. No, ma i falli sullo Zano non esistono, Rino, in realtà. È un'illusione ottica. Non esiste. Derun accorto a chi? Almeno per gli arbitri. Toloi. Derun. E l'Atalanta attacca, e l'Atalanta attacca. Pasalic al posto di Pessina e Ilicic al posto di Muriel. E l'Atalanta attenzione a Muro e attacca. Zapata. Aia, brutto il cross! Mamma mia! Capocciata Gosens fuori! Che è Gosens? Sì. Meno male, dai, ci è andata bene. Ma stai in aria, ma non... perché dice Rino, vedi che Petagna rientra a Ma centrocampo. hai fatto un giro in porto, non mi ha fatto un tiro. No, infatti, è triste, Vergognoso, ragazzi. Abbiamo fatto tutto il secondo tempo come abbiamo finito il primo, schiacciati. Ogni tanto si riparte, ma non si fa niente. Vergognoso veramente.
E intanto siamo già al 76esimo. Stay alive. Stay alive. Ma perché stai usando il mio telefono? Che è sta roba? Che è sta roba? Sta un po' zitto e guarda la partita al posto che guarda il mio telefono. No, damn. Napoli ha mollato una pinza. Una puzzetta. Una pizzetta. Una pizza. Una puzzetta. Una puzzetta. Cioè, vabbè, ridiamo per non piangere perché sta partita ci fa piangere. Oh mio Dio. No. Dammi ridere, sono lumache. Scusate per stare ripigliato. Una pizzetta, una bella. Allora, tornando alla partita. C'erano un coglione. Stai zitto. Derby dice io 0-0 non andrebbe così male, salvo fare un gol a Bergamo. Stai a trovare in Maradona. Un ciccione. Oh, ma... Chiamano una capata in faccia. Va, bravo Massimo. Comunque sì, 0-0 andrebbe pure bene. Però poi ma perché poi abbiamo vinto? State zitto. 0-0 non mi piace, abbiamo vinto 1-0. Dai, guarda là. Fatica, C'è il ghiaccio in faccia. Non rispondo manco più, sono stanca. Il ghiaccio in faccia, visto te? Appunto, da prima in capoccia per la capocciata che sta pigliando. Lo so, una pallonata un faccia. E Giulietta. E noi non si fa niente, noi non si fa niente, noi non si fa niente, tra la 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 la. Sapore. Orrorici. Fatemi bevere per non pensare. Vabbè. No, vabbè, aspetta, mi devi pigliare. No, noi vedremo spiegare con voi. Stai zitto. Guarda la partita, commenta la partita. Poi. Adesso mai. Dico. Napoli è l'avversario in Europa League e il Granata per voi, sì. Ma se non vinciamo con Granata... Esce Zapata, entra... Lammerts che non gioca proprio praticamente quasi mai. Sta a vedere ora tra l'altro se c'è un buco cazzone. Vabbè. Con quella più bella del mondo. Che faccia di fare? Faccia di culo. No, che la faccio. Madonna. Allora. Madonna. Demme dice la moglie devo andare che cazzo se non mi lascia. Ci Ciao lascia? Demme. Ciao Demme. Buonanotte Demme. Almeno potevo fuoco, sei piato una pallonata non faccio. Michael chiede l'avversario in Europa League è il Granata per voi? Sì. Il Granada sta vincendo 2-0 con il Barcellona in Coppa del Re. Ottimo! Beh, Napoli troppo basso e poco tempo. Esatto, Madonna, una Andiamo al tristezza. 90esimo, Ma magari. Ma la vedo difficile ormai. Una tristezza. Vedo una partita che va a finire così 0-0. Una tristezza. Un po' bloccata, non mi è piaciuta più di tanto. Ciao, buona serata. Lammerts è il cognome di un giocatore del NBA. Dell'NBA. Bella, ma non la, bella insomma, ma non la che cazzo hai fatto? Fuori gioco. Ragazzi, ma è veramente triste. È una partita bloccatissima questa qui, 0-0 proprio. Sembra una partita, un pareggio scritto praticamente per come è andata. E l'Atalanta l'ha meritato il pareggio, perché... Ma sì, ma anche di più, perché insomma... No, ora magari non è... No, secondo me è un pareggio giusto. Però sono stati più proattivi, più... Tasso Simene! Giusto
fa 9 spiccioli di partita, dai, 10 minuti di partita. Uè, esce lo Zan entro Osimhen. Uè. Per fare spiccioli di partita per Osimhen, 10 minuti. Magari segni in 10 minuti. Cocò, fai la brava Cocò. A Natale poi fare quello che non ne hai fatto mai. Andiamo Osimhen. Vediamo un po', dai, facci un gol. Ma che fai a terra subito, botta in capo a terra subito. Madonna. L'arbitro gli ha detto sì, ciao Nino. Sara Napolella sta andando in coma. Ti dico, senza manco aver bevuto, perché lui può, perché la sua natura è così. Sono crescendo pazzi. Esatto. Ci schiatta maga. Vai Napoli, ci mangiamo, schiattiamo la capo, un cazzotto un bacio, hai chiamato, dice la verità, De Run. E si prende lì, Mi chiamo un cazzotto un bacio, da capo, da cranio, c'hai io. Ci spacca maga. Insigne dice, mo vengi in campo da buffe e pacche. Bellissimo, Gattuso si può mangiare, Vagelischi per Osimhen, e ora palla all'Atalanta, ti pare? Perché per forza l'hanno buttata fuori perché Osimhen è entrato e è caduto subito in terra. Esatto, Osimhen segna, speriamo derby, speriamo. L'immagine che era Andrea. Cocò, si può parlare male di te, Cocò. Vabbè. Oh, Madonna. Se te la immagini quando era Andrea. Madonna. Sarebbe bello riprenderla dentro un video quando stavo cadendo. No, sarebbe stato troppo buffo. Vabbè, comunque, partita. Che partita! Padre, mamma mia, mi sto addormentando, ma che è? Mamma mia, non ma proprio un 0-0 scritto chi su qua, ma che è? 3 tiri in botta così di inserimento e poi un cazzo, nella partita è merda, mamma mia. Rosario, ma Osimhen ha una pastiera in testa, è quello che mi chiedo pure io, che tristezza quei capelli. La frattata di maccherone. Oddio, è vero. Oh, Rino dice Osimhen mi sembra un pochino più in gamba. Boh, vabbè. Scegli, ma la frattata di maccherone. No. Forza, mamma mia, quando andiamo in avanti noi non siamo mai pericolosi. Ma veramente. Ma niente proprio, smorti. Non ci sa idee, non si fa nulla, una noia. Stiamo facendo schifo. Mamma mia. Ma una partita proprio, ma si è vista una partita da pareggio proprio. Una partita proprio triste. Sì, non mi è piaciuta niente. Triste. Ricordi quando è entrato nel tuo live con il nome Mai? Sì, Michael, sì, mi ricordo Michael. Sì, mamma mia, quante ne sai. Le notizie del prossimo mercato estivo dicono di un possibile ritorno di Maurizio Sarri. Non ci torna, no, con De Laurentiis. La vedo difficile, Cecco. Però ho sentito un City Benitez, più facile Benitez. Però è divisa a metà la tifoseria, chi lo vuole e chi no. Vedremo. Intanto diamo fiducia a Gattuso perché si merita la fiducia, poi si vedrà Bakayoko, guarda che pallone ha recuperato Bakayoko. No, l'ha recuperato quell'altro che No, Bakayoko l'ha preso, Bakayoko. Sì, ma oddio, calcio d'angolo, bravo. Osimhen si è guadagnato un calcio d'angolo, che? Dai, facciamo gol all'ultimo, dai. Andrea Sevanelli, non faccio praio, non mi sporco le mani perché sono già nere. Vai Osimhen. Rino dice no, Sarri no. Non faccio operaio, non mi sporco le mani perché sono già nera. No. Osimhen. Va, chi si gol è Osimhen? Calcio d'angolo. Gol di Osimhen. Victor Osimhen, vai. Dai però.
Capocciata, Koulibaly fuori, sopra la alta. terza, alta. Niente. Il Napoli passa 100%, speriamo. Sì, 100% io non lo direi. Un po' prestino per dire 100%. Con Atalanta così. Siamo all'83esimo, signori, è quasi finita. 86. 87 in questo momento. Voi due. Che Sì, ma colpa tua. Ai, Koulibaly si è preso un giallo per un fallo fuori area. come lo chiama il mio amore? Koulibaly di lui. Koulibaly Luna. Ai. La possibilità Se resta 0-0 è meglio per il Napoli. a Bergamo quando Beh, ma perché non abbiamo preso gol in casa? sì, ma loro basta la vittoria e passano. Lo so. Quelli che- Già dice, sembrano di zombie, vero. Non è facile andare a Bergamo. Andrea dice 1-1 a Bergamo e li freghiamo. Sì, quello sì, però non è facile. È buono che non abbiamo preso il gol, è l'unica cosa buona di stasera, perché il resto è stato veramente tutto triste. Sì. Molto triste. Punizione per l'Atalanta in zona d'attacco. Fuori area Questa è lateralmente. brutta, guarda che come c'ha l'angolo Numero libero libero, ieri. sì, se salta la barriera a sostica. Questa è bruttissima. Meno male l'ha sbagliata, ha cercato quell'altro angolo. Perché c'aveva tutto l'angolo di qua scoperto. Lui ha tirato nell'angolo del portiere, dove era il portiere. Meno male. Pino chiede, ma perché Calidou entra così? Ma Già da guarda, chi è che l'ha? Magava. Chi è che l'ha? Maximovic. Si era addormuto proprio. Già da hashtag Magava. Michael dice con lo 0-0 il Napoli deve per forza segnare. Esatto, a Bergamo. Sì. Capì, non è facile, come si pensa. Andrea, certo che facciamo veramente cagare, vero? Hashtag Magava poverino. Cioè, Maximovic, mamma mia, dorme però. Hanno se fallo lì, che l'ha preso mentre calciava, è punizione. Beh. Maximovic che zuppetta. Tu sono incazzato. E intanto, signori, ci stiamo avvicinando al 90esimo. Siamo all'89esimo e 20 secondi. Appunto. Ci pensa ancora. 6 minuti. 6 minuti di recupero, rimortale! Sì, per l'induzione. Sì, per Demme. Mi ero dimenticata di Demme. Un po' di tempo si è perso. Oh, ma che pallone aperto! Mamma mia! Difensiva Meno male che Koulibaly è venuto. Oh, fallo. Su chi? Chi è morto? Mo? Freuler su Petagna. Petagna, sì. Mi ha fatto male a Petagna. Che tra l'altro non ha toccato manca una palla. Da No, quando è un paio di entrato. pallone l'ha tenuto così. Ma Koulibaly, meno male. Anticipato Ilicic. Ma Ilicic si è rischiato pure a fare male, perché si pigliava lo schietta. Con le gambone si pigliava Ilicic. Poi ci volò. Vedi Maradona, Gattuso, puoi andare anche a... Quel paese. Dai, vedi, ma perché? No. Ma perché criticarlo subito? Dai, vai qua, ma perché? Bisogna dargli fiducia, vai giù. Paolo La Sorsi, schiattammo la capo. Palla pulita. Nicola. Mamma mia. Sì, ha preso la palla lì Koulibaly. Però ci siamo, 0-0. Dovevamo vincere sta partita. Almeno un bollettino. Napoli, Milik ha segnato con il Marsiglia. No, ben per Milik. Buon per Milik. Non si augura mai il male a chi ha giocato con la maglia. No, infatti. Mamma mia, squadra da rifondare a partire dal DS Giundoli. Vabbè, Giundoli sì, quello sono d'accordo. Giundoli deve andare via. Sì, perché le campagne acquisti degli ultimi anni sono state a dir poco fallimentari. Sì. No, Giundoli sì. Gattuso bisogna vedere ancora, ma Giundoli sì. Però ecco, Bakayoko 30 milioni, io aspetto. Lozano 40 milioni, Bakayoko 30. No, Bakayoko è in prestito, con diritto di...
se lo vuoi riscattare a 30 milioni, io non lo riscatterei. No, però ho capito, cioè Lozano 40 milioni, no, ma Lozano ne pazza la pena alla fine. Sì, ma 40 milioni sono tanti, no, figlio. No, ma Lozano va bene. Lozano va bene. È cosa che non va bene, come cazzo si chiama? Bakayoko secondo me 30 milioni non li vale, tutta la vita non li vale Bakayoko. Con 30 milioni ma abbiamo un grande centrocampista. Rino diceva, tu pensa a Simone fa gol Osimhen? Ma magari. La mia squadra da rifondare per la gioventù, l'avevamo letto. Re di Maradona diceva brutto. Napoli. Sì. Sarà tutto a posto? Sì, Paolo, ciao. Dove tu vai a pizza? Maremma. Ilicic, attenzione, tiro da fuori, chi è? Di Lammers, ci ha provato Lammers, ma è nulla di che, abbiate i Palumma. E piccioni. Guarda là, Osimhen, vai a quel paese non sei buono a niente. Tempo. Soldi buttati nel water, Lozano, Osimhen, gente senza personalità. Ma perché? Voi giudiamo di tempo. Anche a Bakayoko io lo critico, però alla fine deve avere il suo tempo. Anche se a vedere a pelle lui proprio a me non mi è mai carvato. Però va visto, ha dato fiducia a tutti i giocatori. Poi a fine anno si tira la somma, chi ha fatto bene il resto, chi ha fatto male. Subito via. Fallo? Ilicic non vuole. Miki Torre, buonasera, sempre più bella Sara. Grazie. No, dai Andrea, Rosario Testa, se andiamo alla finale potrei anche credere all'esistenza di Dio. Voglio vincere stasera, dai su. Vinci secondo me, ragazzi. Andrea dice Osimhen non vale metà Cavani, probabilmente, però aspettiamo di vederlo giocare un po', perché appunto finora non ha giocato mai niente. No, vabbè, prima di arrivare poi a Cavani. Sì, appunto probabilmente sì, non vale manca la metà dei Cavani comunque, però facciamolo giocare. Però bisogna avere fiducia al ragazzo, ha bisogno di appoggio, perché se noi lo critichiamo è peggio. No. Ce lo bruciamo un giocatore così, è giovane. È scattato adesso il 94esimo, mancano 2 minuti. Deve avere il supporto di noi tifosi, dobbiamo supportare. Fra, come mai le immagini fanno male? Ci vedete male? Non lo so. L'immagine? Non lo so. Esatto, France. No, esatto, France per quello che dicevi. Ma quel pubblico non bello, manco io. Le immagini fanno male, non ho capito cosa. Non lo so. Ci vedete bene? Rispondeteci in chat se ci vedete bene. Manca 20 minuti prima di l'avvio. No, io non credo che tu ce la faccia a fare il video post partita. Non ce la fai a editarlo. Che loro mi ha fatto sapere per l'11 a me, perché io ho detto posso venire anche l'11 e loro hanno fatto per l'11 sarebbe. No, vai per l'11. Perché lo faccio domani allora il video all'inizio. Quando l'ho rifatto. Ok. Cosa? Ogni tanto lagga, dice, ma è roba di nulla. Tutti e due, diceva. Non lo so, tutti e due. L'immagine dici, tutti e due, io e te forse. Non lo so. Per me dice che ogni tanto lagga. Lagga che c'è? Che ogni tanto si impiccia, ma nulla di che. Paolo dice malissimo, vedo tutto criptato. Ma può darsi che sia anche la tua connessione, Paolo, sai? Che cosa ha detto? Nulla di che? Che ogni tanto laghiamo un pochino. Ogni tanto ma roba di nulla. Voi siete bellissimi, dice Michael. Grazie Michael. Grazie. Vai Bakayoko. Dai, Vai Zelischi, ma perché andiamo indietro? Dobbiamo fare gol, mannaggia. Sono gli ultimi 10 secondi. 0-0. No, 0-0. Niente, signori. Finita 0-0, Finita. Niente da fare, se sperava di far meglio, 0-0, vabbè, ora speriamo in un ritorno dove almeno 1-1 e portiamo. Se vinciamo è meglio, ma un 1-1 basta per passare tutto. Rino dice che ci vedeva benissimo, quindi probabilmente sono le vostre connessioni in arrivo. Nicola cerca Manchester United e Southampton 9-0, vedrai che Cavani un gol l'ha fatto. Mortacci, Donato piccolo, ciao. Ma non è che scarica la batteria? Ora è scarica, inizia a essere scarica adesso. Donato piccolo, ciao, buonasera Donato.
Ciao Donato, buonasera. Lasciate like ragazzi, mi raccomando. Bene, finita, Abbiamo partita finito, triste. Sì. Comunque il video post lo faccio domani perché non c'ho tempo per farlo ora, perché fra poco vado, sono ospite su, come si chiamano? Tre uomini e un Tre pallone. uomini e un pallone. Sono ospite sul canale di Tre uomini e un pallone, che sarebbe il canale di Prince Nerazzurro. Niente ragazzi, venitemi a seguire lì in live, saremo fino a luna di notte, parleremo del nostro Napoli, venitemi a supportare anche su quella piattaforma, così vedete anche quanto è importante, ci sono della gente per bene, della gente che sa di calcio, che sono veramente... Paolo tanta chiedeva roba. il link al canale. Di cosa? Di Tre uomini e un pallone? Sì, vi mando subito il link in chat, così se volete venire a vedere. Vi mandiamo il link ragazzi, ora non ci vedete un attimo, stiamo sul canale. No, ma di- loro probabilmente ci vedono Sì. lo stesso, Vi mandiamo il link così mi venite a seguire. C'è Prince, ci dovrebbe essere Neschio e anche lo Zoccolo Duro, se li conoscete. Ma penso di sì, sono più famosi di me, che Eccolo. cioè io non sono famoso, però sono più conosciuti di me. Ecco qua il link del canale. Manda il link, pure Paolo. Sì. Ho mandato il link in chat, così se volete venire a seguire Napoliano tra un Buonanotte quarto ragazzi, chi d'ora. va a letto? Fra un quarto d'ora sono in live. Comunque buonanotte chi è andato. Sì, tanto ora si sta. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti ragazzi, grazie a tutti quelli che sono stati ancora una volta in chat, vi ringrazio veramente di cuore, grazie Pasquale, ci vediamo sul canale di Prince, grande Pasquale. Comunque ragazzi, condividete questa live, fatela arrivare a 50 like e poi nella prossima live vi riporto Sara, se no Se no, ciao. buonanotte. Buonanotte, un bacione come sempre, voglio Forza Napoles.